La filosofia si interroga sulle condizioni di possibilità, ha questo sguardo obliquo per cui riflette e cerca di comprendere a quali condizioni, ad esempio nel caso specifico, l'abitare può avere un valore positivo piuttosto invece che presentare degli aspetti problematici. Per cui se la filosofia si interroga sulle condizioni di possibilità, in questo caso dell'architettura, cerca di comprendere qual è il fine ultimo dell'architettura. Ad esempio un grande filosofo del Novecento, Heidegger, no, indica come fine dell'architettura l'abitare. Ecco, forse questa è una tesi che va messa in discussione, ecco, da diversi punti di vista viene messa in discussione e da diversi punti di vista viene indicato come scopo, come fine dell'architettura non l'abitare, ma il ripararsi, il proteggersi. Ecco, basta, no, questo piccolo scivolamento dall'abitare al ripararsi e cambia tutto non soltanto per chi si pone il problema dal punto di vista filosofico dell'architettura, ma sospetto anche per gli architetti.